Per l'autonomia il governatore Zaia scrive una nuova lettera ai cittadini del Sud dopo le polemiche sulla sanità di questi giorni. Non fatevi ingannare, scrive autonomia e responsabilità, senza di questa il paese crolla. Camorra in Veneto, nella maxi inchiesta indagata anche la Presidente della Camera Penale di Venezia, attesa per gli interrogatori di garanzia degli arrestati detenuti in carceri del centro Italia. Intanto resta l'incognita sul futuro di Eraclea verso il commissariamento dopo l'arresto del sindaco, gli albergatori, bene il blitz, ma non siamo come Palermo negli anni 70, Don Ciotti, la mafia si è rinnovata. Tragedia sfiorata a Padova a causa di una fuga di gas, esplode una casa, fortunatamente era disabitata da tempo, le immagini del crollo in diretta. Nella notte ad Abano Terme crolla una parte del tetto di un istituto alberghiero, danni ingenti, lezioni sospese, 600 studenti a casa. Il dramma dell'atleta sedicenne padovano morto nel sonno, fiori e messaggi sul banco di scuola, i compagni di classe e delle fiamme oro seguiti da uno psicologo per superare lo shock. Esuberi alla società di telecomunicazioni Sirti in Veneto, a rischio 30 posti di lavoro, anche gli operai che durante il disastro maltempo ripristinarono le telecomunicazioni interrotte. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano autonomia e sanità, nuova lettera del governatore Luca Zaia ai cittadini del Mezzogiorno. Vi scrivo per mettervi in guardia, dice, e li invita a pretendere anche loro nei loro territori l'autonomia, che significa assunzione di responsabilità. Sentiamo. Ma non si spacca nessuna Italia, noi stiamo semplicemente dicendo è ora della responsabilità. In un paese dove si sprecano 30 miliardi di euro all'anno è ora della responsabilità. Si addensano bugie, falsità, distorsioni più o meno in buona fede, fraintendimenti all'orizzonte dell'autonomia chiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il governatore Zaia riprende carta e penna e scrive nuovamente ai cittadini del Sud Italia: vi scrivo per mettervi in guardia, non lasciatevi ingannare, afferma. Non posso accettare di vedere sui giornali una pubblicità in cui il Nord viene accusato di voler uccidere la sanità del Mezzogiorno, riferendosi al manifesto di qualche giorno fa dell'Ordine dei Medici di Bari. Noi dobbiamo dialogare direttamente con i cittadini del Sud, con la foresta che cresce di persone per bene che non hanno nulla a che fare con chi va a dire che l'autonomia porterà a minor sanità, che l'autonomia porterà guai. Ma senta, mi lasci dire, ma che guai può portare la gestione della soprintendenza in Veneto alla Calabria? O che guai può portare la gestione del demanio Veneto in Veneto alla Campania? O che guai può portare la gestione della valutazione di impatto ambientale dei fatti veneti in Veneto, che so, alla Sicilia? Nulla. Ma qualcuno sta vendendo questa suggestione come la fine di tutte le opportunità per il Sud, ed è scandaloso. E questo mentre le cose al Sud non vanno certo bene. Zaia fa l'esempio della sanità così come è ora. È incredibile, dice, che venga ritenuto normale prendere un aereo per andare a curarsi laddove è possibile. Cosa dovrebbero fare quindi i cittadini del Sud? Io dico, prima pretendi una risposta per quello che oggi non c'è e dovresti avere, caro cittadino del Sud, e devi pretendere dalle tue istituzioni. 2, dici: voglio che anche qui tu chieda l'autonomia, cara mia istituzione che mi governi, perché con l'autonomia ti controllo. Dai 5 Stelle, malgrado i tentennamenti, Zaia non si aspetta bastoni tra le ruote, né interpreta il no all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini come merce di scambio per negare l'autonomia. Il ministro Salvini non si deve processare, punto e basta, perché non ha commesso reati, a mio avviso, e considero coerente il 5 Stelle che ha detto no al processo. Ed ora l'indagine sulle infiltrazioni della Camorra in Veneto. Sono iniziati oggi la maggior parte per rogatoria gli interrogatori degli arrestati. Il punto delle indagini nel servizio. Sono quasi tutti programmati per rogatoria gli interrogatori di garanzia dei 46 destinatari delle ordinanze di custodia cautelare in carcere, la maggior parte delle quali emesse per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il 47esimo Antonio Puoti di Eraclea è riuscito a sfuggire alla cattura, ma gli investigatori potrebbero essere già sulle sue tracce. Tutti gli arrestati sono detenuti negli istituti penitenziari del centro Italia e ieri, per trasferirli in carcere, è stato messo a disposizione un aereo. Il sindaco di Eraclea è difeso dall'avvocato Alessia Cavezzan di San Donà di Piave, oggi irraggiungibile. Il referente del clan dei Casalesi in Veneto, Luciano Donadio, è assistito dall'avvocato Renato Alberini, presidente uscente della Camera Penale di Venezia.
Donadio deve rispondere di 68 ipotesi di reato. Suo difensore di fiducia in passato è stata l'attuale presidente della Camera Penale veneziana, Anna Maria Marin, finita a sua volta nell'inchiesta con l'accusa di favoreggiamento perché, da avvocato storico di Luciano Donadio, avrebbe violato atti coperti da segreto in quanto seguiva altri presunti malavitosi della zona da anni. Non risultano al momento provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Sulla clamorosa inchiesta anticamorra in Veneto è intervenuto oggi il prete antimafia per antonomasia, Don Luigi Ciotti. L'ultimo rapporto al Parlamento italiano mette in evidenza che non c'è regione d'Italia che si può dichiarare esente. Le mafie sono profondamente cambiate, sono molto più flessibili, sono reticolari, hanno creato rete tra di loro. Oggi è molto forte la famosa area grigia, questa commistione tra legale e illegale. Quindi dobbiamo riflettere. Non dobbiamo fare sopravvalutazioni né sottovalutazioni, prendere coscienza che il problema c'è. Sempre di oggi la richiesta dei deputati veneti del Carroccio di programmare a stretto giro una missione nella nostra regione della Commissione parlamentare antimafia. Il Blitz, scrivono in una nota, dimostra che la criminalità organizzata ha iniziato a porre la sua attenzione anche sulla nostra regione ed è per questo motivo che intendiamo supportare il più possibile la magistratura, le forze dell'ordine e le istituzioni dello Stato nel fondamentale compito di riportare l'ordine e la legalità in quei luoghi. Non si descriva Eraclea come se fosse la Palermo degli anni 70 e l'appello degli albergatori del Veneto orientale preoccupati per le ricadute d'immagine dell'inchiesta sulle infiltrazioni camorristiche. Sentiamo. Mi viene da sorridere quando mi dicono ma la Camorra è a Scampia, ma la 'ndrangheta è in Calabria, eccetera. Quelle organizzazioni criminali vanno dove ci sono i soldi. Questi sono a New York, sono a Milano, non potevano lasciare indenne un territorio come il nostro, che è un territorio economicamente indubbiamente ricco e che dà la possibilità di, soprattutto penso al riciclaggio più che altro, dei denari di provenienza illecite. Addolora ma non stupisce il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli l'inchiesta della procura veneziana sulle infiltrazioni camorristiche in Veneto orientale che ha visto tra gli arrestati il sindaco di Eraclea. Qui da noi ricorda una storia dalle origini antiche che risale almeno al rapimento Pasti del 1981. Che ci siano interferenze criminali nel nostro mercato è cosa che sappiamo da tempo. Il problema vero è che queste persone che cadono nelle maglie di queste attività criminali, quello è il termine, di queste attività criminali si estraneano da quella che è la normale competizione. Sono persone generalmente disperate che si aggrappano a questi mezzucci o espedienti per sistemare loro situazioni particolari e tutto fanno fuorché venire a parlarne con le associazioni di categoria. Ovviamente non vanno dalle forze dell'ordine, si figuri se vengono dalle associazioni di categoria. Sarebbe però sbagliato e devastante, avvertono gli albergatori, descrivere il Veneto orientale come un luogo dove la mafia scorrazza liberamente e controlla l'economia del territorio. Non ne facciamo una questione di immagine ma di rispetto per la verità. Eraclea non è la Palermo degli anni 70. Teniamo presente che stiamo parlando di un comprensorio di spiagge che sviluppa 30 milioni di presenze turistiche durante l'estate, stiamo parlando di migliaia e migliaia di aziende, stiamo parlando di un'economia non sostanzialmente sana che ha qualche, è una bellissima pelle con qualche brufolo. Questi brufoli vanno sicuramente estirpati. Non vedo un tumore nelle nostre località. Ed intanto in provincia di Treviso, anche questa coinvolta dall'inchiesta, c'è sconcerto e si ragiona su come sia possibile che anche imprenditori o commercianti si siano affidati a soggetti vicini o appartenenti ai clan. C'è chi come imprenditore mantiene saldi i principi di onestà, legalità e c'è chi ricorre a strade qualche volta facili che però portano inevitabilmente alla rovina. Imprenditori ormai alla frutta a causa propria o della crisi economica che alla ricerca disperata di una soluzione si sono infilati da soli in una strada senza uscita. Il giorno dopo gli arresti scaturiti dall'indagine sulle infiltrazioni della camorra in Veneto della DDA di Venezia, nella Marca ci si interroga sui soggetti coinvolti e sulla loro trasformazione da vittime a complici della criminalità organizzata.
A Franco Breda, 53enne di Vazzola, finito in carcere, si contesta il concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbe favorito l'immigrazione clandestina attraverso false assunzioni nelle società controllate dal clan dei Casalesi. In via Calgrande, la casa di famiglia andata all'asta dopo il fallimento dell'azienda di Breda è vuota da anni. La sorella non vuole neanche sentirlo nominare ed è proprio ai familiari che la gente di qui si stringe ora. Quello che è stato un commento generale è il dispiacere per la famiglia di questa persona, perché i familiari, i genitori, anche le sorelle sono persone molto per bene, già provati da vicende del passato purtroppo, e che quindi non meritavano questo tipo di avvenimenti in sostanza. Degli 8 trevigiani, per origine o per residenza, coinvolti nell'inchiesta, chi conta di chiarire tutto è Antonello Franzin, titolare della nuova Capital Auto di Quinto, attualmente ai domiciliari. Finito nei guai, dice l'avvocato, per aver cercato di recuperare attraverso un altro soggetto, Ennio Cescon, 52 anni di Salgareda, ora in cella, un credito per una fornitura di auto mai pagate. Ignorava completamente che il Cescon si sarebbe rivolto ad altre persone. Ecco. I camorristi, quindi. Franzin, dice il difensore, nega ogni addebito ed è sconvolto per ciò che gli sta accadendo. Capirà che tipo di reazione può aver avuto, insomma, di sorpresa, di stupore, di grande dolore, mi pare comprensibile. Con la cronaca andiamo ora a Padova, tragedia sfiorata oggi a causa di una fuga di gas esplosa, una casa fortunatamente disabitata da tempo. Le immagini del crollo in diretta, vediamo. Il primo crollo e pochi secondi dopo le immagini in diretta del crollo finale di un'abitazione di via Rienza a Padova. Nella notte un'esplosione potentissima aveva distrutto parte di questa casa, che si trova alla fine di una strada che costeggia i binari della ferrovia tra i quartieri di Altichiero e Ponte Vigo d'Arzere. Mentre i vigili del fuoco stavano ultimando le operazioni, i muri hanno mostrato segni di cedimento e si sono sbriciolati. Fortunatamente la casa era disabitata da qualche tempo, solo saltuariamente veniva utilizzata dai proprietari. Sono stati proprio loro a dare l'allarme, avvisati da alcuni vicini che alle prime luci del giorno si sono accorti di quanto era successo nella notte. Un gran rumore, pensavo fosse scoppiato come succede in autostrada, dei copertoni, no? E siamo usciti, guardato attorno, non ho visto niente perché non c'era niente da vedere, insomma. Se è portato del fumo o cosa, avremmo chiamato questa notte, ma... Anche se nessuno vi abitava più, i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per escludere la presenza di persone all'interno della villetta. È intervenuta l'unità speciale USAR, Urban Search and Rescue, dei vigili del fuoco, arrivata da Mestre e Treviso con 18 operatori per esaminare le parti più difficilmente raggiungibili. La prima nostra preoccupazione è quella di verificare che non vi sia qualcuno. È un'operazione un po' più complessa del previsto perché il solaio che è crollato ha impedito di vedere perfettamente quello che ci poteva essere sotto. Stiamo per completare, i cani hanno iniziato subito stamattina e hanno quasi escluso al 90% la presenza di personale, di persone sotto le macerie, e ora con le telecamere stiamo con le squadre apposite verificando ulteriormente se ci sono delle novità. I vigili del fuoco hanno recuperato la caldaia. Secondo una prima ricostruzione l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas metano. Sono in corso le indagini dei pompieri e dei carabinieri. Lievi danni sono stati riscontrati nell'abitazione adiacente. Ed è crollata una parte del tetto dell'istituto alberghiero Pietro d'Abano, lezioni sospese per 600 studenti. Uno squarcio di oltre 10 metri sul tetto della succursale dell'Istituto Professionale Alberghiero Pietro d'Abano. Una voragine visibile anche dalla circonvallazione della città termale. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nel crollo, che con tutta probabilità è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì.
Queste le immagini del sottotetto, dove i laterizi sono caduti senza provocare ulteriori danni. Come si vede, parte del tetto è collassata. I corridoi sono deserti oggi, niente scuola per i 600 studenti dell'istituto alberghiero. Nessun'aula ha subito danni, ma in via precauzionale l'intera struttura è stata sgomberata. Stamattina siamo intervenuti con i tecnici della provincia, del comune, per verificare cosa è stato, le cause del cedimento. Cause del cedimento che sono limitate a questa piccola parte del tetto. È ovvio che da oggi noi interveniamo per la sistemazione di tutto il tetto e in questo momento sono in atto delle verifiche in tutto il manufatto della scuola del 93 costruita dal comune nel 93. Sul posto i carabinieri, il sindaco di Diabano Terme, Barbierato, e il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui. È proprio della provincia, infatti, la competenza della sicurezza degli stabili degli istituti scolastici. Le scuole della provincia di Padova devono avere importanti interventi dal punto di vista strutturale e laddove è necessario anche ripensare a nuove scuole per i nostri ragazzi. Non è pensabile che i nostri ragazzi nel 2019 abbiano scuole che presentano anche il minimo rischio. Il dolore e lo shock di Padova per la morte del sedicenne David Cittarella, un atleta del settore giovanile delle Fiamme Oro. Fiori bianchi e biglietti bianchi pieni di parole di affetto e anche di sgomento sul banco di scuola di David Cittarella. I compagni e le compagne della seconda L del Marconi, indirizzo trasporti e logistica, sono sotto shock. Il loro compagno di classe, il loro rappresentante di classe, è morto nel sonno nella notte tra lunedì e martedì a soli 16 anni. Un tratto peculiare della sua personalità era proprio la maturità. Con lui si poteva parlare quasi come con un adulto e questo insomma è significativo del suo impegno non soltanto a scuola ma nella vita. Preciso, puntuale, scrupoloso, onesto, diligente e poi sapeva farsi amare da tutti i compagni, sapeva anche ricevere rispetto oltre che affetto per le sue qualità personali. I compagni di David giovedì alla prima ora troveranno in cattedra la psicologa della scuola. Sono distrutti e disorientati, dice il professor Vaccaro, non hanno ancora elaborato il lutto. David Cittarella fin dai 10 anni praticava l'atletica, da circa 4 alle Fiamme Oro. Si dedicava al lancio del giavellotto con ben 5 allenamenti alla settimana. Ultimi controlli medici un mese fa. La sua allenatrice è stata una delle ultime persone a vederlo e a sentirlo lunedì sera. David tornava ad allenarsi dopo una settimana di influenza. Abbiamo lanciato ed era contento perché lanciava bene e quindi per lui era anche un ritornare a sentire certe sensazioni che non provava da un po' di tempo. E difatti l'ho sentito poi anche dopo allenamento, ci eravamo messi d'accordo per l'allenamento del giorno dopo e invece non ci siamo più sentiti purtroppo. Una notizia di una storia incredibile che arriva dal Padovano, la leggiamo insieme sul sito del Gazzettino. Per 13 anni con un feto morto in grembo, salvata con un'operazione a Padova. È la storia di una donna che vive nel Brindisino a Francavilla Fontana, che appunto è rimasta per 13 anni con il feto morto in grembo del gemellino, del secondo gemellino. Appunto il primo era venuto alla luce 13 anni fa. La donna è stata operata a Padova ed ora sta bene. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo a Vicenza ora con il blitz delle forze dell'ordine in Campo Marzo. Vediamo. Alle 15 in punto le forze dell'ordine entrano in azione da più punti di Campo Marzo, troppo spesso al centro della cronaca per episodi di spaccio e degrado. Gli agenti di polizia, con il supporto degli uomini della polizia municipale e dei militari dell'esercito, bloccano i vari punti d'accesso della grande area verde, si muovono decisi in divisa e borghese anche con il supporto del cane poliziotto.
Almeno una ventina di uomini stendono una rete che passa al setaccio prati, panchine e luoghi appartati. È il primo maxi controllo di Campomarzo da quando si è insediato il nuovo questore Bruno Failla, presente senza farsi troppo notare, ma pronto a supervisionare e sostenere il blitz dei suoi uomini. Numerose le persone controllate, alcune trasferite in questura per approfondire l'identificazione. I vicentini che attraversano la zona sono incuriositi, ma anche soddisfatti del blitz. Molti i turisti o chi è arrivato da fuori città per lavoro, tutti favorevolmente colpiti. Meno male che ci sono, era ora che facessero qualche cosa, quindi ben vengano i controlli. Lei passa spesso di qua? No, raramente, però è la prima volta che vedo un interessamento di questo tipo qua, positivo. Noi non siamo di qui, siamo pugliesi, stiamo facendo un po' di vacanza, ce ne siamo accorti che non è una zona tanto tranquilla. Di vedere così tanta polizia fa sentire più tranquilli? Sì, sicuramente. Abituato probabilmente ad altre realtà e a situazioni peggiori, questo cittadino americano sostiene i controlli. In generale mi fa molto piacere che la polizia tenga sotto controllo la situazione. Sanno fare il loro lavoro, danno sicurezza ai cittadini, che così non devono temere nulla e si sentono protetti. Al centro storico non c'è nessuno, è tutto ordinato, pulito. Lo fa sentire più tranquilli, insomma. Sì, no, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ci vuole, è necessario che ci siano, qua non si capisce più niente. Non ho mai visto al sud tanta polizia per proteggere. Se per la nostra sicurezza sì, sono d'accordo. Passa spesso lei di qua? No. Il blitz dura circa un'ora, poi rimane un presidio a controllare la grande area verde. Tra i commenti favorevoli dei passanti, compreso questo turista che arriva dalla Grecia. Yes, very very happy. Good, police very very good. Ed ora andiamo a Mareno di Piave nel Trevigiano, dove i lavoratori della Sirti hanno aderito alla mobilitazione nazionale contro gli esuberi annunciati dalla storica società di telecomunicazioni. L'assemblea in parrocchia a Bocca di Strada, poi lo sciopero di 4 ore davanti ai cancelli di quella che è la sede principale del nord-est della Sirti, Mareno di Piave. La società che si occupa di reti di telecomunicazione e ha attraversato quasi un secolo di storia italiana ha annunciato a livello nazionale il taglio di un lavoratore su 4 e sono scattati da Trento a Palermo 3 giorni di mobilitazione. Su 3.692 lavoratori ha deciso di comunicare il licenziamento di 833 lavoratori. Questo da parte del sindacato è inaccettabile. Chiediamo a Sirti di ritirare i licenziamenti e di aprire un tavolo al Ministero per discutere come riuscire ad uscire da questa situazione di stallo. Una commessa per team ridotta del 20%, costata in termini economici 60 milioni di euro, spiegano i rappresentanti dei lavoratori che già nel 2010 avevano dovuto affrontare una grossa crisi sul piano occupazionale. In Veneto le sedi sono 3, Mareno, Soave nel Veronese e Lentiai nel Bellunese, per un totale di circa 250 dipendenti. Sulla macro regione che comprende Veneto, Trentino, Marche ed Emilia sono 94 esuberi, ma nel nostro cantiere, essendo numericamente maggiore, si prevede che siano più o meno lì circa una trentina. A Lentiai lavorano una ventina di operai, gli stessi che hanno fatto uno sforzo enorme dopo l'ondata di maltempo di fine ottobre per ripristinare le linee telefoniche nelle aree colpite. Ci siamo sobbarcati tutto il lavoro di emergenza che c'è stato nella zona del Bellunese, senza nessun riconoscimento. Abbiamo lavorato ore e ore, rischiando anche la pelle, poi, perché sinceramente erano lavori un po' particolari, però adesso siamo su questa situazione e ci siamo anche noi. Insomma. I lavoratori lanciano un appello ai politici veneti, ma non solo. Anche a chi ci ascolta di unirsi a noi, alle nostre famiglie, perché abbiamo veramente bisogno di tutti, ecco, anche dell'opinione pubblica. Ed era l'ultimo servizio, vi ricordo subito dopo i TG, questa sera torna a 20:10, torneremo a parlare dei tentacoli della camorra in Veneto con Roberto Tommasi, referente per il Veneto di Libera. È tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo sereno al massimo, poco nuvoloso, specie sui settori alpini. In pianura saranno possibili foschie e nebbie persistenti durante l'arco della giornata. Temperature minime
comprese tra 2 e 5 gradi, massime oscillanti tra gli 11 e 12 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Lo scenario sarà molto simile. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sui settori settentrionali. Al mattino possibili foschie e nebbie anche persistenti su pianura e costa, senza precipitazioni degne di nota. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime oscillanti tra i 10 e i 14 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Condizioni di tempo stabile e soleggiato soprattutto al mattino. Dal pomeriggio invece la nuvolosità sarà in aumento un po' ovunque, ma sempre senza piogge. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime comprese tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.